Benvenuti, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento dedicato all'informazione sportiva. Mirko Villanova in studio, le principali notizie come di consuetudine attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, il canale sportivo della suddetta web tv, ovvero streamingsport.it, e c'è anche un canale audio, c'è anche un canale radio che si chiama VG Radio, che potete ascoltare attraverso Veneto Globe. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, per la TV canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché Trentino Alto Adige per quanto concerne Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Le principali notizie con questa edizione alle 19:40-19:45 circa come prima edizione, nella seconda parte di serata e la terza e ultima replica nella primissima parte del mattino. È stata presentata l'Alfa Romeo che ricomincia da Raikkonen e da Giovinazzi per quanto riguarda la Formula 1. Intanto scattano i test ed è già Mercedes con Hamilton e Bottas in vetta davanti a tutti. Terza la coppia Racing Point, Ferrari dietro invece con Leclerc che è risalito dopo la prima sessione di prove, è risalito al sesto posto. Vettel fermo per la febbre. Ad Anterselva invece continuano i mondiali di biathlon, oggi la staffetta mista individuale maschile con nettissimi favoriti i norvegesi. Iniziato il raduno della nazionale italiana di basket maschile che questa sera, dopo essersi radunati appunto a Napoli in vista delle qualificazioni per gli europei del 2021, questa sera dicevo va in campo al Pala Barbuto per affrontare la Russia. Domenica invece toccherà all'Estonia e la Serie A di basket torna il 27 dopo aver segnato la Coppa Italia al Venezia con il recupero tra Varese e Virtus Bologna. Calcio in prima linea con la Champions, con gli ottavi di finale, ieri sera splendida gara a San Siro, al Meazza a Milano per l'Atalanta che ha vinto contro il Valencia per 4-1 e guarda con fiducia al match di ritorno. L'altra gara vedeva in campo il Tottenham in casa contro il Lipsia, l'ha spuntata quest'ultimo, il Lipsia per 1-0. E questa sera invece le coppe per quanto concerne l'Inter. L'Inter va a Razgrad per affrontare il Ludogorets, mentre la Roma gioca all'Olimpico e giocherà contro il Gent. Pallavolo maschile, ultima giornata della fase a gironi del torneo che ha visto il Perugia battere il Varsavia per 3-1, Civitanova battere Fenerbahce per 3-1, České Budějovice contro Trento ha vinto il Trento per 3-2, quindi tutti e tre i club italiani vanno ai quarti di finale. Scusatemi, inforco gli occhiali per vedere, ci passano gli abbinamenti per quanto riguarda le prossime gare, quindi abbiamo Roeselare contro Civitanova, poi Trentino contro il Weigel e Novi Urangoi contro il Perugia. Questo per quanto riguarda il maschile. Il sorteggio femminile alle 13 di oggi ha decretato che la formazione della Carraro Imoco affronterà lo Stoccarda in casa il 3 marzo, fuori casa scusatemi, il 3 marzo, mentre in casa il 12 marzo al Palaverde. Semifinale eventualmente il 24 marzo e il 9 aprile contro la vincente tra Exabasi e Scandicci. E in effetti vediamo gli altri due accoppiamenti per le altre due italiane, cioè Scandicci che affronterà l'Exasibasi e l'altra turca, la Fenerbahce, che affronterà il Novara di Barbolini. Rimaniamo sempre nell'ambito del volley femminile, parliamo di questo 3-0 rifilato al Cannes e ritorniamo però a bordo campo dopo un altro 3-0, quello rifilato alla Igor Gorgonzola Novara di Barbolini, domenica appunto da parte dell'Imoco Volley Conegliano. Sul campo abbiamo incrociato la capitana Aja Volosj. Sì, penso che abbiamo dimostrato che meritiamo quello primo posto. Abbiamo giocato una bella partita, penso che abbiamo proprio fatto tutto quello che abbiamo preparato prima. Ma non è mai facile vincere 3-0. Noi eravamo molto concentrati su quella partita perché
cioè, non dimentichiamo che loro sono i campioni dell'Europa, è una bella squadra. Ok, ma comunque c'è una bella squadra, quindi quelle partite c'è qualcosa di più, no? Quindi sì, io sono contenta che la mia squadra oggi ha fatto un bel lavoro. Sai, quello è bello, che vedevi giocare con il sorriso. Sì, sempre, penso che questa è la nostra forza, che ci divertiamo anche quando le cose non vanno bene, comunque ci prepariamo per un'altra occasione e alla fine è sempre un bel spettacolo, poi sì. Così, ti lascio agli ammiratori. Grazie, ciao. E domenica Johanna Volos capiterà nuovamente le sue compagne di squadra in casa contro Cuneo, di nuovo alle ore 17 per il ritorno del campionato. Nella A3 di pallavolo maschile invece il Motta di Livenza arriva dalla trasferta con relativa vittoria ad Fano per 3-0 e ora attende il 1° marzo quando ospiterà Cuneo. Andiamo a parlare di rugby perché i Leoni sono pronti a risalire scusatemi, in treno, non in treno perché in Galles arrivarci in treno è un pochino lunghina, salgono in aereo per arrivare in quel di Cardiff dove li attende una nuova gara. Saltata la partita contro Newport per il maltempo, bisogna andare su Cardiff, è un'altra sfida di primaria importanza per il Pro 14. Andiamo a sentire Simone Ferrari. No, abbiamo visto appunto una partita annullata, ci tenevamo tanto a giocare, ma comunque abbiamo preso questa cosa come un fattore positivo, per cui una settimana in più per prepararci dal punto di vista fisico, quindi non c'è stata la partita, abbiamo puntato il focus appunto sul lavoro e su alcuni dettagli che andavano migliorati, quindi è una cosa positiva avere più tempo per preparare una partita perfetta a Cardiff. Avete fatto un allenamento tra l'altro 10 contro 10 qui alla Ghirara, quindi quasi squadra completa. Sì, sabato diciamo era la quinta settimana che è passata senza giocare, quindi senza contatto, per cui era importante mettere un po' di lavoro da questo punto di vista e c'è stata una partita anche divertente, diciamo, tra di noi, solo 10 contro 10 di tutta la squadra, con dei tempi di 10 minuti, insomma è stato interessante, abbiamo messo un po' di lavoro e focus appunto come se fosse una partita vera, ecco. Come se fosse una partita vera, con i Dragons doveva esserla, adesso cambiamo, Cardiff che partita sarà? Cardiff ci aspetta una partita forse diversa, sappiamo che il campo che ci aspetta è quello sintetico, per cui per certi aspetti un po' diverso da un campo normale, loro hanno velocità nei tre quarti e abbiamo visto soprattutto la partita scorsa in casa Monigo con Cardiff, abbiamo sofferto un po' nei drive, abbiamo lavorato per adesso molto in quell'aspetto là. È una partita che riveste importanza perché tutti vi aspettano, tutti vi attendono, soprattutto di vedervi nuovamente in alto. No, assolutamente, siamo tutti lì, diciamo, in uno specifico punto della classifica, sono punti che servono come oro, così altrettanto anche per le altre squadre, per cui tutti daranno il massimo, sia avversari che noi, per cui ci studiano e noi studiamo loro, ma sarà combattuta sotto ogni aspetto. Era Simone Ferrari, il pilone appunto del Benetton Rugby. E adesso lasciamo il rugby, passiamo al calcio, la Serie B che ritorna in campo domani venerdì con Cosenza Frosinone, sabato Cittadella Juve Stabia, poi Pisa Venezia con il Venezia che è sui quotidiani quest'oggi perché c'è questo cambio di presidenza, Joe Tacopina diventa presidente onorario mentre il nuovo presidente è un americano alla guida di una cordata americana, quindi la società si discosta di poco da quello che era appunto con Joe Tacopina. Lui si chiama Duncan Niederauer, è appunto il nuovo presidente. Domenica poi toccherà il Pordenone nel match tra Veneto e Friulane, Pordenone-Chievo, si gioca alla Dacia Arena di Udine.
In Serie C comanda il Lanerossi Vicenza, sempre davanti a tutti, anche dopo i risultati della Reggiana che ha battuto l'Arzignano per 3-1, l'ultimo posticipo. Sabato si gioca Virtus Verona contro Rimini, domenica invece si affronteranno Cesena e Lanerossi Vicenza, Ravenna Triestina ed Arzignano Padova, con un Padova blindato. C'è un Mandorlini piuttosto arrabbiato con la sua squadra dopo le ultime battute a vuoto del campionato, quindi ha chiesto naturalmente massima concentrazione. La Serie D invece fa registrare sempre il Campo d'Arsego davanti a tutti nonostante la sconfitta con il Cerlins Musare, mentre il Montebelluna va alla ricerca ancora di una continuazione, di una striscia positiva con il nuovo tecnico Lele Pasa. Nell'eccellenza il Giorgione sembra essersi ritrovato e rinato, vedremo domenica prossima, mentre nel girone B noi per quanto riguarda le nostre telecamere saremo in quel di Volpago del Montello per seguire il Montello nella prossima gara di campionato, mentre la settimana scorsa eravamo al D'Agostin di Pieve di Soligo per seguire Eclisse Real Martellago, finita 2-1 per l'Eclisse di Stefano Della Bella. Oggi ai microfoni c'è Sambo, il tecnico del Martellago. Sambo, tiriamo le conclusioni di questa partita, servivano anche a voi punti preziosi, purtroppo vi sono sfuggiti. Sì, chiaro, è una partita che è stata per l'ennesima volta giocata sugli episodi e a sfavore ancora nostro. I ragazzi devono imparare a soffrire un pochettino di più, sono dei momenti in cui perdono un po' di concentrazione, ci stiamo lavorando e poi anche abbiamo avuto 5 occasioni belle nitide e se la palla non la metti dentro poi diventa difficile tutto, però lo sappiamo, siamo consapevoli di tutto ciò e andiamo avanti. Difficoltà in impostazione, a parte che loro venivano a pressarvi alti, avete avuto qualche difficoltà nel far arrivare palle a Rei e a Gemelli? Sì, chiaro, loro sapevamo che ci pressavano, però comunque sì, abbiamo provato a giocare palla e come ripeto abbiamo avuto 5 grossissime occasioni da gol, da rete e siamo sempre lì. Ci sta la loro pressione, è giusta, è stata una partita giocata bella maschia, importante, però hanno vinto loro, ecco, questo è quanto. Bella maschia, in questi ultimi 10 minuti anche in telecronaca ho detto che veramente il calcio era un'altra cosa perché non si è visto niente, c'era soltanto la vostra voglia, l'avevate riaperta, la vostra voglia di buttarla dentro per un pareggio. Sì, stiamo appunto lavorando su questa cosa qua, sul momento che le squadre ci pressano, quindi dobbiamo aumentare il baricentro, stiamo lavorando su saperlo abbassare e saperlo alzare e questa cosa ci manca da sempre praticamente, però pian piano dai, stiamo provando anche mutare un po' i moduli per capire meglio dove concentrarci e certo chiaro che gli episodi ci stanno condannando. È duro però questo campionato, soprattutto sotto, la situazione è ancora più che mai aperta. Sì, è molto aperta e adesso abbiamo ancora tante partite e tutti sconti diretti e quindi andiamo a giocarceli tranquillamente. Bocca al lupo, mister. Crepi, a voi. Bocca al lupo quindi a mister Sambo del Real Martellago, il fondo appunto di questo campionato è veramente quest'anno durissimo. In promozione invece l'Opitergina veleggia in alta classifica anche dopo la vittoria per 1-0 contro il Conegliano, pareggio del Treviso Academy contro il Cavarzano 2-2 con sempre lì, insomma la lotta è qui tra Opitergina e Treviso. Per quanto riguarda il basket, per chiudere, in Serie A2 femminile il Ponzano attende nel weekend il San Giorgio, l'imperativo è trovare punti perché il San Giorgio è davanti con 4 punti in più, mentre in Serie B maschile la Ruker Samve sarà a Lecco contro la quarta della classifica prima di iniziare un turno e una serie di weekend piuttosto impegnativi, a cominciare dal 29 quando in casa al Palasystem di Saccondi San Vendemiano ospiterà Bernareggio, la capolista in questo istante del campionato, per poi dedicarsi completamente alle Final 8 di Coppa Italia di Serie B, dove troverà tra l'altro ancora Bernareggio se andrà avanti dopo la prima gara contro Palestrina, ma di questo parleremo più avanti. A tutti voi buona giornata.